Buonasera e ben ritrovati al Caminetto di Milano Marittima. Chiudiamo l'edizione 2015 di questa trasmissione con un grande ospite. È una grande soddisfazione poter ospitare questo personaggio che tra poco vedrete, anche perché dal giugno del 2014, dal luglio del 2014, non ha più parlato, ha deciso di rimanere in silenzio fino al 17 giugno del 2015, un anno intero. Poi è arrivata la sentenza della Cassazione e da qualche settimana, anche se questa è la prima intervista televisiva e lo ringraziamo per essere qui, Vasco Errani ha ripreso a parlare. È un'uscita dal letargo, qualcuno ha scritto uscito dalla panchina, finalmente il Presidente torna a parlare, più che altro quella sentenza della Cassazione che dice che la Corte d'Appello ha sbagliato tutto. Buonasera, non è stato letargo, è stato un anno molto difficile, ma io ho fatto una scelta coerente con le idee e il mio comportamento di sempre. Di fronte ad una sentenza di condanna io mi sono dimesso nel pieno rispetto delle istituzioni. Prima di tutto vengono le istituzioni. Mi si deve dar atto che non ho detto una parola né di critica né di protesta, ho rivendicato la mia innocenza, finalmente la Cassazione ha fatto una sentenza chiara di annullamento di quella condanna e adesso mi rimetto a impegnarmi per la mia passione, che è la politica, affrontare i problemi delle persone, i problemi della comunità. La Cassazione, fra le righe, ha detto accanimento politico. Cosa esistono anche le toghe azzurre? Visto che No, ci sono dei precedenti delle toghe rosse. per quello che mi riguarda, io ho sempre detto una cosa: pieno rispetto della magistratura, credo di averlo dimostrato con grande coerenza, senza cedere mai a nessun tipo di atteggiamento che potesse anche far immaginare che non fosse coerente il mio comportamento. La magistratura fa il suo mestiere, ripeto, io sono pienamente innocente, però credo che sia giusto che ciascuno faccia la propria parte, ciascuno svolga la sua funzione e che ciascuno di noi, anche quando si è, diciamo, coinvolti, sappia tenere sempre questo asse. Se si facesse così, penso che il nostro paese funzionerebbe meglio. Però mi chiedo, sempre mantenendo questo rispetto già citato due volte nei confronti della magistratura, non è da rivedere il sistema giudiziario italiano nei tempi, nei modi, anche nei tre ordini di giudizio che allungano i tempi, anche nella scelta a volte esagerata di qualche PM che vuole per forza far partire delle accuse su basi non solide? Io credo fermamente che uno dei fondamenti della nostra Costituzione e della nostra democrazia sia la terzietà, cioè l'autonomia piena della magistratura. Lo credo ora come ieri, perché è un elemento di garanzia per i cittadini. Dopodiché è evidente che sui temi della giustizia civile, sui temi della giustizia penale, è giusto pensare a riforme che siano sempre più corrispondenti ai tempi e alle dinamiche della nostra società e che siano in grado di assicurare al meglio la giustizia per i cittadini. In fondo io sono stato pienamente assolto nel primo grado, condannato nel secondo, nel terzo grado c'è stato l'annullamento di quella condanna. Il problema è che, essendo una riforma così delicata, non ci può essere un punto di vista partigiano, non si può giudicare e fare dibattiti, discussioni sulla giustizia se non si è, diciamo così, liberi rispetto a
punti di vista di parte. Questo è l'elemento fondamentale, è un elemento di garanzia per tutti i cittadini. Faccio un'altra domanda sulla questione magistratura e giustizia, una domanda molto diretta. Fra l'altro è un onorevole di queste parti della Lega Nord, l'onorevole Pini, che ogni tanto spinge per la responsabilità dei giudici. Quindi chi sbaglia dei giudici deve pagare, chi ripaga l'hanno perso Vasco Errani. Questi giudici, qui siamo in Corte d'Appello, che hanno sbagliato, devono in qualche modo, non adesso, un domani, in una riforma, pagare per i loro errori. No, io penso di no. Io penso il governo ha fatto un provvedimento sulla responsabilità dei giudici, ma dobbiamo garantire al giudice il pronunciamento in piena coscienza e evitare che sia condizionato da altre cose. Io questo lo penso, come si vede, lo penso fino in fondo. Sì, vedo, e l'hanno perso a Vasco Errani, chi lo ripaga? Un po' Non è di mai, tristezza nella c'è. vita non è mai un anno perso. Io in quest'anno ho imparato diverse cose, ho rafforzato enormemente il mio rapporto con la famiglia, che è una cosa molto importante. Gli amici sono rimasti gli stessi o si sono un po' persi? No, devo dire che nel- nella complessità di questo anno io posso dire di essere una persona fortunata, perché ho sentito attorno a me, ho avuto attorno a me tanta solidarietà, tanta vicinanza, che mi hanno, diciamo, aiutato ad affrontare le difficoltà e mi hanno anche dato forza. Io ho avuto modo di dire che questa solidarietà, questa amicizia diffusa dal presidente Renzi fino a tanta gente La commozione a della Bologna comunità, l'abbiamo vista, no? io penso che sì, insomma, sono state cose molto importanti, quindi in questo senso sono stato molto fortunato. Allora veniamo alla politica, perché il presidente Vasco Errani è tornato a parlare a qualche festa del PD, anche se, come dicevo, questa è la prima intervista televisiva e ancora voglio ringraziarlo tantissimo della sua presenza oggi nella nostra TV e in questa trasmissione. Quanto è cambiato in quest'anno la politica? Si è un po' allontanata dallo schema mentale di Vasco Errani? È un po' stile, perché ho letto che una delle dichiarazioni è un po' in stile I pense me, ci penso io, no? Anche a Matteo Renzi ogni tanto gli scappa questa frase in toscano, non in milanese. Beh, per la verità non è quest'anno, cioè noi stiamo assistendo da diversi anni a un processo che, diciamo, via via rafforzando leadership che sono certamente importanti e indispensabili, ma si va affermando un'idea che io considero problematica, molto problematica, secondo la quale insomma noi aspettiamo che arrivi il leader, il capo, ho avuto modo di dire Nembo Kid, che risolve i nostri problemi. Io penso che non sia così. Io penso che la democrazia abbia bisogno di rimotivarsi, che il rapporto tra le persone, i cittadini, la politica e le istituzioni si debba rafforzare, perché è attraverso una forma reale di partecipazione che si può cambiare questo Paese. Non basta un leader. E dobbiamo fare attenzione su questo punto, perché così come c'è l'identificazione con il leader, c'è poi anche la distanza dal leader. E se tutto si consuma rapidamente è difficile costruire, mentre l'Italia per cambiare ha bisogno di costruire, giorno dopo giorno. Non basta dire alla televisione io farò questo. Il problema è che richiede un impegno vero, e per realizzare quei cambiamenti occorre la partecipazione delle persone, di tanti soggetti. È un'idea, la mia, di politica che è fondata su riferimenti, valori, esperienze reali
delle persone, delle comunità. Io credo che qui ci sia la possibilità del cambiamento. Come sta il Partito Democratico in questo contesto? Il Partito Democratico è il primo partito di questo paese, è l'unico partito, di fatto. C'è anche la Lega Nord, via. Sì, E un po' di Movimento 5 Stelle. Sì, sì, però stiamo parlando di partito. È un riferimento fondamentale e ineludibile per portare avanti quel cambiamento di cui c'è bisogno nel nostro paese. Ci sono delle difficoltà. Si perdono i pezzi. Ci sono delle difficoltà, c'è del disagio. Io la cosa che dico in queste settimane, incontrando tante persone, tante compagne, amici, amiche del PD, dobbiamo ritornare a discutere. Il PD è, se è una comunità, se riesce a costruire delle sintesi, se riesce nella dialettica e nel confronto su questo, quella questione, trovare elementi reali di unità. Non serve un'idea di, diciamo così, dialettica esclusivamente fondata su maggioranza-minoranza. Certo che ci deve essere ad un certo punto una maggioranza, ma il problema è che ci sia la possibilità reale di un confronto, perché nessuno ha la verità in tasca, nessuno ha la risposta giusta. La risposta giusta si costruisce col confronto e io so bene che quando parto con le mie idee, in quel confronto non posso pretendere che le mie idee alla fine siano la sintesi finale del mio partito, ma mi debbo ritrovare nella sintesi finale. Io per esempio non condivido la scelta fatta da quelle persone, da quei dirigenti che hanno deciso di uscire dal PD. Non lo condivido perché penso che il PD sia l'unico progetto in campo che possa rappresentare il futuro di questo Paese, ma non condivido nemmeno alcuni commenti di miei dirigenti del mio partito che dicono beh, è lo stesso, non fa nulla, non fa niente, anzi ci hanno risolto un problema. No, se c'è un disagio bisogna affrontarlo e questo disagio si affronta con il confronto, la discussione. Ecco, lei in una di queste feste del partito, proprio su questo ragionamento, ha detto io rimango nel PD, non condivido, chi esce, rimango nel PD e continuo a portare avanti, a dire le mie idee, a dire quello che penso. Ma non è che quelli che sono usciti hanno provato a dire quello che pensano ma nessuno li ascoltava e quindi per tristezza, per stanchezza, proprio perché non c'era un rapporto di confronto, hanno deciso di andare via? Ho detto che non condivido la scelta, che comprendo il disagio. Ma allora se tra 2 mesi dopo che lei continua a dire queste cose... Ed è per questo che dico il problema è riuscire a rimettere in moto il confronto a partire dai circoli, nel dibattito tra le persone, nel costruire questa sintesi. Questo è il problema, riuscire a realizzare quello che deve essere un partito, e cioè una comunità di persone che sulla base di valori e di principi di riferimento, perché un partito non è un participio passato, un partito è un riferimento valoriale chiaro all'interno del quale noi ci riconosciamo e sulla base di quei valori costruiamo programmi e scelte. Questo dobbiamo essere, ritornando a riprendere il gusto della politica. Dice un importantissimo uomo intellettuale, sociologo, che
l'evoluzione delle società moderne ha portato ad essere consumatori, non cittadini, così come affermò la Rivoluzione francese, ma piuttosto consumatori, tifosi. Noi non abbiamo bisogno di essere tifosi, noi abbiamo bisogno di essere persone che con il ragionamento fanno dei passi in avanti, cambiano anche le proprie idee, costruiscono idee nuove. Io non guardo al Novecento, guardo al nuovo secolo, ma penso che, per esempio, la sinistra sia un riferimento irrinunciabile. Per me è irrinunciabile e quindi dobbiamo costruire nuove idee, perché la politica non è qualcosa che si risolve nelle risposte che hai in tasca. La politica ti sfida, cerca di stimolare in te, questo è quello che vorrei io, le energie migliori, la tua intelligenza, la parte migliore di te, per dare delle risposte in avanti, non indietro. Quando dico nessuno ha la verità in tasca, voglio dire questo: le risposte non sono già date, vanno costruite. Ma Matteo Renzi quanto è d'accordo su questo pensiero? Quanto siete lontani? Non lo so, io con Renzi, come è noto, ho discuto, ho un rapporto vero di confronto, ma insisto, anche la sua domanda è, diciamo, sintomatico, insisto, è importantissimo quello che pensa Matteo Renzi, ma è importantissimo anche quello che pensano le decine e decine di migliaia di militanti, di iscritti. Dobbiamo ritornare a questo confronto, perché sono certo che anche a Matteo Renzi interessi questo, essendo segretario del nostro partito. Prima di andare nel break pubblicitario vorrei dedicare qualche minuto alla Regione Emilia-Romagna, che ha amministrato per quasi 20 anni. Ha lasciato a livello di numeri, di innovazione, di formazione, i dati li ha presentati proprio alla fine di settembre, prima delle elezioni, un patrimonio. Bonaccini lo sta amministrando con intelligenza, in linea con quello che ha fatto, sta cambiando ritmo, perché poi leggo già qualche polemica, una delle ultime riguarda le trivellazioni, quindi quello che lei aveva bloccato in seguito al terremoto del 2012. Voglio dire questo. È chiaro che deve parlare bene di Bonaccini, però magari... volevo dire una cosa prima. Quando si sta tanti anni in un luogo, è per me questione di stile e di sostanza, non mettersi a commentare e a fare, come si dice, le bucce a chi è venuto dopo di te. Non è né elegante né sostanzialmente. Detto questo, Bonaccini, che è una persona che stimo, che conosco benissimo, che ho sostenuto, ha cominciato un percorso positivamente. Io ho fiducia, piena fiducia, e sono certo che la Regione Emilia-Romagna continuerà ad essere quella grande esperienza che è, perché la Regione Emilia-Romagna ancora una volta non è il suo presidente, ci mancherebbe, chiunque esso sia. La Regione Emilia-Romagna è un grande diciamo patrimonio di competenze, di impresa, di lavoro, di democrazia, di dinamica sociale, di intelligenze, di conoscenza, che produce innovazione, produce tante cose. Il problema è riuscire a metterle sempre in rete, diffonderle, le istituzioni devono essere una piattaforma capace di valorizzare queste eccellenze e di intervenire laddove ci sono conservatorismi,
Per me governare vuol dire cambiare. Quando tu smetti di cambiare ti sei fermato, quindi bisogna cambiare, a partire dalle cose che ho fatto io, perché se tu stai fermo in una dinamica economica, sociale, culturale che è così profondamente e rapidissimamente in movimento, se stai fermo perdi delle opportunità, quindi è giusto cambiare, è necessario cambiare. L'importante per me è che non si perdano i valori di riferimento fondamentale. Che cos'è l'Emilia Romagna? Qual è la ragione di fondo del successo dell'Emilia Romagna? Non è una ragione ideologica, è una ragione, diciamo così, legata all'idea secondo la quale nel mio benessere c'è anche come vive lei. Se chi è vicino a me sta male, è un problema anche mio. Come si è fatto il grande sistema di imprese di questa regione? Tra i più interessanti e dinamici non solo in Italia e in Europa, ma si è fatto attraverso gente che magari è uscita da una crisi di una grande azienda, si è messo in proprio e ha messo al centro il lavoro, la qualità della produzione, la relazione sociale. Questo è l'Emilia Romagna. Non ci sono ricette per il futuro se non tenere ben fermo questa barra. Chiaro ha anche risposto fra le righe alla domanda, quindi un po' è andato fuori dal non commentare chi viene dopo, perché un po' ha risposto, bisogna cambiare, giusto? Bisogna avere la capacità di cambiare. Andiamo in pubblicità, ritorniamo a parlare dell'Italia ma anche dell'Europa, perché è uno dei temi che sta trattando nelle serate del Partito Democratico il presidente Vasco Errani, tra pochissimo. Abbiamo parlato di Italia, abbiamo parlato di Regione Emilia-Romagna, abbiamo parlato anche di giustizia naturalmente con il presidente Vasco Errani e del suo incontro con la base. Ma guardando un po' i tweet o le breaking news delle agenzie, ogni tanto esce il nome di Errani nel rimpasto di governo. L'ultimo che ho letto lo metteva al Viminale, cosa abbastanza improbabile secondo me, però qualche giornale di valore importante ha detto Alfano salta, Errani è pronto. Un bel posto il ministro degli interni. Allora, no, perché dopo c'è la domanda che riguarda poi la sicurezza. Allora mi si può credere o meno. Non è arrivata nessuna telefonata. Ma per me, no, ma non è questo. Per me la cosa importante è qual è il progetto, non qual è l'incarico. Bisogna rovesciare questa piramide, perché se prevale nel chi fa politica l'idea di sé, non l'idea di noi, allora c'è un problema. Io voglio continuare a lavorare e impegnarmi per il mio partito, per l'Italia, per fare delle cose utili all'Italia, ma ciò che mi interessa è il progetto, dove andiamo, in che direzione andiamo, come affrontiamo le grandi questioni che abbiamo di fronte, dai temi relativi al lavoro e alle politiche industriali, all'impresa, ai giovani. Questo è quello che, a come facciamo alzare il tono della comunità, della sua cultura. Io credo che in questo paese abbiamo un problema di cultura. Un grandissimo diceva: a volte il buonsenso non va nella stessa direzione del senso comune. Dobbiamo avere la capacità di fare questo ragionamento. Questo è importante. Dopodiché, dentro questo ragionamento, se serve, se ragioniamo che è utile, faccio quel che è necessario. Io vedo diversi problemi urgenti per il nostro paese, se togliamo il problema grande dei conti pubblici
in questo momento lavoro e appunto sicurezza per il discorso dell'immigrazione, per quello che ho fatto la domanda anche sul Ministro degli Interni, sicurezza anche per i singoli casi dei vandali, delle ladri in casa, delle rapine, eccetera. Mi chiedo se il Presidente condivide questi due problemi grandi del nostro Paese e se ci sono delle cure, delle medicine o soltanto dei palliativi per cercare di sistemare la situazione. Ma intanto sull'immigrazione io penso che Dante Alighieri sia uno straordinario, un genio, ha inventato il contrappasso. Oggi gli inglesi vivono il contrappasso sull'immigrazione, si rendono conto in relazione alla pressione che hanno adesso nel tunnel della Manica, si rendono conto e gridano che l'immigrazione è un problema europeo. È vero che il maestro Manzi, il grandissimo maestro Manzi, diceva non è mai troppo tardi, ma per l'Europa comincia a essere troppo tardi. Ci vuole una politica sull'immigrazione, ma una politica sull'immigrazione che abbia in sé non solo gli aspetti, diciamo così, relativi alla solidarietà, accoglienza per un verso, sicurezza per l'altro, ma una politica che affronti le ragioni per cui oggi noi viviamo una pressione così significativa, noi Europa viviamo una pressione così significativa dalla Libia, prima di tutto dalla Libia, e allora bisognerebbe pensare all'errore gravissimo fatto dai francesi allora, ma non è con il senno di poi che si fa la storia, e le ragioni che portano, quindi occorre una grande politica estera, di sviluppo, di cooperazione internazionale che affronti quel tema. Dopodiché dobbiamo riuscire culturalmente a distinguere tra la demagogia e la propaganda e i problemi reali. E mi voglio spiegare. Se è semplice prendersela con l'immigrato, si fa un danno grave strategico a questo Paese. Ma allo stesso tempo non è che non possiamo non vedere le contraddizioni che aprono queste cose. E quindi bisognerebbe lavorare per essere migliore, per migliorare tutto. Tutti, se c'è un problema di casa, si affronti il problema della casa. E abbiamo un problema della casa, prima di tutto dell'affitto, ci vogliono nuove politiche per l'affitto. Non è che poi alla fine noi rimaniamo inchiodati allo scontro tra due bisogni fondamentali del richiedente asilo e del cittadino italiano che non riesce ad avere una risposta sulla casa. Io vorrei che fossimo in grado di avere una visione più alta, più capace di affrontare quei problemi. E in questo, intendiamoci, vedo anche tanta demagogia e tanta strumentalità che non fa bene all'Italia, tantomeno a quegli italiani che vivono in modo più cogente le contraddizioni. L'Europa però non risponde, meglio tardi che mai, ma risponde a passi lenti. Qui le barche arrivano tutti i giorni, cioè, una soluzione italiana ci può essere o bisogna per forza battere il pugno sul tavolo europeo? Il governo l'ha battuto il pugno sul tavolo, adesso può apparire una piccolissima cosa e non è certo il problema risolutivo, ma il fatto che per la prima volta la Commissione europea, i governi europei abbiano accettato, per quanto un numero limitatissimo e non in nessun modo sufficiente, ma la redistribuzione è un primo passo.
Ho detto prima che è fondamentale l'Europa, su tanti altri versanti, non so se ne discuteremo, ma certo questa politica va cambiata strutturalmente subito, perché come si vede questo è un problema di lunga durata, non è una semplice emergenza di questi mesi, è un problema di lunga durata e se non impostiamo una risposta in Europa seria ci scoppieranno le contraddizioni nelle mani, compreso quelli che pensavano di esserne lontani. Guardiamo Cameron. Cameron non più tardi di 4 settimane fa ha detto: vabbè, vi do le navi, ma non è un problema mio, è un problema vostro, a noi italiani. Adesso dice, penso che si renderà conto anche lo stesso Cameron della contraddizione e di quanto sia miope, corto questo pensiero che ha portato avanti, corto anche per gli altri paesi del nord Europa, quanto sia assurdo che in Ungheria costruiscano un muro proprio nell'Europa che ha vissuto il dramma del muro, o che qualcuno dica, sempre l'Ungheria abbia ipotizzato la pena di morte. E per fortuna il presidente Juncker gli ha detto: voi così divorziate dall'Europa, perché esistono valori di riferimento. L'idea secondo la quale si è costruita l'Europa è un'idea di solidarietà, un'idea di tante differenze che si mettono insieme in modo solitale senza che nessuno comandi o senza che nessuno faccia prevalere il proprio egoismo. O riprendiamo questo cammino o l'Europa non è. Presidente, mi ha portato sul tema europeo, nessuno faccia prevalere il proprio egoismo, qui devo citare la Germania inevitabilmente, però dopo se vuol fare una postilla sulla Germania che un po' forza la mano la può fare, però mi chiedo uno degli altri due temi importanti che ho citato all'inizio, il lavoro anche questo in ragionamento con l'Europa? Beh, certo, prima di tutto bisogna cambiare la politica europea, la politica economica e la politica sociale europea. Noi la chiamiamo austerity, ma di fatto l'impostazione europea è un'impostazione liberista, neoliberista, che paradossalmente ha già dimostrato negli anni il suo fallimento. Qui occorre un'inversione di rotta, appunto, basta con l'austerity, occorrono politiche di investimento. Quindi me lo dica adesso, la Merkel sta sbagliando, ha sbagliato? La Germania ha una politica che io non condivido, ma attenzione a una cosa molto importante. Una cosa è contrastare le politiche, una cosa è parlare di popoli. Guai se cominciassimo a parlare in chiave di popoli, i tedeschi, gli italiani, i francesi. Attenzione, una cosa è contrastare le politiche liberiste che hanno fallito. Oggi l'Europa ha un 11,2% di disoccupazione, l'Europa cresce pochissimo, mentre gli Stati Uniti crescono del 3 e qualcosa per cento, non parliamo dell'India, la Cina cresce meno, ma cresce comunque sempre il 7%. Cioè, è un po' diminuita. È un impianto politico che è fallito, che è lo che io chiamo liberista, secondo la quale bisogna che si tengano fermi e rigidi alcuni riferimenti, diciamo così, monetari, lo Stato riduce la sua funzione e il mercato risolve i problemi. No, la dimostrazione di questi anni, l'esperienza di questi anni ci dice che il mercato non risolve i problemi da solo, anzi li aggrava, tant'è che oggi le differenze tra
ricchi e poveri sono enormemente aumentate, in Italia come in Europa, in tutto il mondo occidentale. La classe media ha ridotto enormemente la sua capacità d'acquisto. C'è una ridistribuzione sempre più iniqua e ingiusta. Questi sono i risultati di questa politica. Dalla crisi del 29, come si è usciti? Con New Deal, cioè con investimenti pubblici. Obama come è uscita dalla crisi americana? Con investimenti pubblici. Dopo la seconda guerra mondiale, che cosa c'è stato? Il piano Marshall. Nel 1953 è stato tagliato il debito tedesco per consentire alla Germania di... Ecco, è prevalsa la solidarietà, è prevalsa un'altra idea, che il mercato da solo non riesce a dare equilibrio e quindi bisogna riprendere una politica che vada in quella direzione. Quindi il progetto europeo le dà ancora fiducia, cioè adesso se rianalizziamo velocemente il caso della Grecia, che non è terminato, a settembre si vedrà, lascia molto preoccupazione di come è stata imbastita questa Europa. Certamente, intendiamoci, ho detto con molta chiarezza, l'Europa così non ha futuro, ma chi pensa di ritornare agli stati nazionali, e sappiamo che ci sono tante componenti in Europa che pensano questo, dalla Le Pen a Salvini a Farage in Inghilterra e via dicendo, non fanno i conti coi dati strutturali. Nemmeno la Germania ce la potrebbe fare da sé. Il mondo è radicalmente cambiato. Facciamo un solo esempio. Oggi le grandi piattaforme di interconnessione, la rete, la velocità, la banda larga, eccetera, sono in mano agli americani e adesso i cinesi cominciano a entrare in questo mercato. Intendiamoci, se l'Europa da questo punto di vista non fa un grande investimento e non rilancia una sua pressione, e nessun paese, nemmeno la Germania, ce la può fare da solo, cioè dovremmo sottostare a quelle piattaforme, e io penso che non sia una cosa né giusta per noi né giusta nemmeno per il mondo. Per il lavoro qualcosina in più si può fare a livello nazionale? Le è piaciuto un po' il Job Act? Si deve fare. Sul Job Act ci sono cose buone, ci sono cose che non condivido, come per esempio i licenziamenti collettivi, che considero un errore, ma le regole del lavoro non producono lavoro, occorre una politica industriale, è una politica del credito, in particolar modo per la piccolissima e media impresa, una politica per il credito che tenga conto che le norme europee, essendo molto ancora una volta standardizzate, non vedono le caratteristiche del nostro sistema economico. Non dimentichiamoci che oltre il 90% delle nostre imprese sono sotto i 15 dipendenti, non sono capitalizzate. Merito di credito, rating sono concetti che rischiano di tagliare fuori una parte significativa del nostro sistema economico e industriale. Dobbiamo fare qualcosa di specifico su questo, per sostenere le imprese che hanno mercato, che stanno e possono produrre, ma che hanno bisogno di credito per produrre. Dobbiamo fare politiche di investimento. Adesso per esempio c'è il dibattito sul fiscale. Ora io dico, una cosa è un'impresa che viene defiscalizzata nel momento in cui fa un investimento in tecnologie, in innovazione organizzativa nell'azienda. Una cosa è un'impresa che quei guadagni li investe in finanza. Secondo me bisogna trattarli in modo differente. Va premiato chi investe nell'impresa e va
tassato in modo significativo chi fa finanza. Perché? Perché è l'impresa che dà lavoro, che ridistribuisce ricchezza, è la finanza che la concentra. Presidente, siamo in chiusura. Una domanda quasi da ridere. Perché sempre il restio alle interviste televisive? Perché è stato un anno senza apparire, ma anche quando è stato Presidente pochissime volte ho avuto il piacere di ospitarla, forse 2 o 3 volte, ma come me gli altri forse meno. Mentre c'è chi sarebbe sempre in televisione. I leader sono sempre in televisione. Ciascuno di noi ha dei limiti, anch'io, io probabilmente questo è un mio limite. Ma la cosa a cui invece tengo molto è che per me è fondamentale certo comunicare ciò che hai fatto, è fondamentale fare. Quindi un tweet in meno è un risultato in più? È fondamentale per avere poi una identificazione tra le istituzioni e i cittadini. Quando ho affrontato il terremoto, io ero sul campo senza soluzione di continuità, ma non per parlare, per provare a fare. Non mi piace il confronto che si fonda sulle parole, i dibattiti che nascono da un'agenzia, da un articolo, tu hai detto questo, tu hai detto quello. Io adesso confesso, non riesco a guardare i talk show, faccio fatica a guardare i talk show, perché io stesso li sento lontani. Io penso che questo sia un grande tema. La comunicazione è essenziale, perché senza comunicazione i cittadini non sanno, e quindi è essenziale. Ma riuscire a fare una comunicazione che stia sul merito, di più sul merito, di più sulla sostanza, questo è molto importante. Ho avuto modo di dire, quando ho motivato le mie dimissioni, io non è che ho deciso di stare zitto un anno, io ho deciso che prima di tutto venivano le istituzioni, ero in attesa di un giudizio, ho aspettato che ci fosse il giudizio, come secondo me bisogna fare, ma ebbi modo di dire: noi siamo ciò che abbiamo fatto. È molto importante questo, il fare, perché se no, se la politica è e si riduce semplicemente al racconto, alla polemica, anche al confronto, non di rado alla rissa, ma no, ma la polemica ci sta. Il problema è se questa polemica ha una sostanza o se è tutto legato ad una strumentalità. Io sto fuori da queste cose e devo dire non ne sento, perché io non ho bisogno. Per me prima dell'io viene il noi, non andrà di moda, ma per me è molto importante. Potremmo finire qui, però il Presidente mi deve perdonare se gli chiedo anche cosa farà, visto che sta terminando l'estate, proprio in 30 secondi a settembre. Continuerò a fare quello che sto facendo, a parlare con le persone, a confrontarmi, a discutere, a dare il mio contributo, e continuerò a farlo con convinzione e serenità. Ecco, sono molto contento, perché è difficile essere sereni anche in particolari momenti della propria vita, come è capitato a me, ma sono stato fortunato per la mia famiglia, la gente che mi è stata vicina, dunque sono sereno. Grazie tantissimo al Presidente Vasco Errani per essere stato con noi, grazie di aver seguito il Salotto al Caminetto, arrivederci.